sto già temendo. Nel senso che fare? Prendi il telefono. Il mio? Sì, prendi il telefono. Fai asterisco 31. Ah, devo anche mascherare il numero. Cosa puzza, Addirittura qua c'è scritto: Cosa devo fare, scusa? azienda prestigiosa cerca donne altezza 1,75 e 1,80 che parlino anche le lingue francese, inglese, tedesco, spagnolo per raccolta fragole. Cioè azienda leader nel settore che cercano donne di bella presenza per raccolta fragole. Fragole dove? Fai questo numero qua, guarda. Dimmi. Lo vedi? Questo. Sì. Già, quello che vedo non mi pare molto. Vai. Aspetta. Io non parlo. Io ti sto temendo. Stiamo il mio numero di registrando in telefono. studio, però voglio provare, voglio vedere proprio la coscienza. Non ho gli occhiali, quindi non lo vedo benissimo. Lo vedi bene, lo vedi bene. Lo devo mettere in viva voce. Sì, vai. Disturbo? No, amore. Ciao, ascolta, io volevo sapere quanto prendi. 50 una cosa normale, tutto coperto. 70 invece se ti piace una cosa bella, compri gli nari scoperti. Ascolta, io volevo chiederti una cortesia, anche pagando il triplo, insomma, non ho problemi di soldi. Ero positivo al Covid, sono venuto qui in Sardegna, però non ho problemi, mi metto la mascherina, mi metto tutto quello che è necessario. Ci sono problemi? Ma anche adesso ce l'hai. Non lo so, però ero positivo, ho fatto la quarantena, mi metto la mascherina, mi metto tutto, cioè puoi stare tranquilla. Sono disposto anche a pagare 1.000 euro, non è un problema. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Però dovrei essere a posto, non c'ho il certificato che sono idoneo. Però ero positivo, dovrei essere guarito, insomma, dopo 15-20 giorni è a posto. Non so, ok, ma puoi venire, ma facciamo tutto coperto. Certo, io sto attento, tu stai attenta, non ci sono problemi. Con la mascherina? La metti anche tu la mascherina? Sì, così sì. Devi pagare qualche in più. Dimmi quanto vuoi in più. Non lo so, dimmi tu. No, tu dimmi quanto prendi più o meno. Non lo so, se mi dai 400 puoi venire. Non sono in ma quando puoi venire? Tra un'oretta sarò lì. Ok. Questo? Tu sei malato di mente. No, io voglio far capire. No, adesso a parte di tutto. No, sì. parliamo seriamente. Io adesso ho cazzeggiato, cari telespettatori e amici di Agente 0010. Possiamo fare un'altra prova, non c'è problema, Ecco, questo vi fa capire che per soldi alla gente, in questo caso, questa povera ragazza, che giustamente chissà per quale motivo dovrà fare questo tipo di perché mestiere. Chissà cosa c'è tutto, non entriamo nel merito. Perché dietro a queste ragazze c'è sfruttamento, c'è una tragedia. c'è di Avete tutto e di visto che pur offrendo di più, queste ci stanno. Tenetevi pronti perché ne faremo vedere delle belle. Questo è un esempio. Ma qua veramente si sta prendendo un pochino tutto quanto sotto gamba, perché c'è veramente molta leggerezza nel... No, diciamo chiaramente. Non andateci. Non andateci. Non andateci. Avete visto? Questa è solo una. Volete vederne un'altra? Ve lo facciamo vedere. Ma tanto è uguale. Più gli date soldi e più queste ci stanno. Avete capito? Acchiappa questo, lo dico. Faccio nome e cognome. Caro Ottore Erminio. E per gli amici Erminio Done. Non andare a Mignotte. Perché se va a Mignotte, ragazzi, tu non andate. È tutto dagli agenti 0010. Jean Paul, Gianni Careto Pago. Non da Mignotte, No, io assolutamente no. Vabbè, basta.